Sul 150° anniversario della nascita di Pirandello e sul Festival della Strada degli Scrittori ascoltiamo il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto, che è anche presidente del distretto turistico Valle dei Templi, al microfono di Irene Milisenda. Al via i 150 anni dalla nascita di Luigi Pirandello, nel frattempo appunto al via il festival, il primo festival della Strada degli Scrittori. Mi piace che già stamattina in tutte le salse, sulle riviste Ulisse di Alitalia, su tutti gli aerei, voli un bellissimo articolo che parla di Strada degli Scrittori. Agrigento che sta vivendo dei momenti belli per tanti aspetti. In occasione di questo 150° è un po' una tappa guardata con grandissima attenzione da diverse parti del mondo. Bogotà celebra un ricordo di Pirandello con un bel convegno. Lugano un bel convegno su Pirandello dove noi siamo andati semplicemente con un videomessaggio del sindaco che parla di Pirandello e del 150°. E lo stesso accadrà a Lisbona e ancora a Bonn, cioè tante città europee e non solo europee nel segno di Pirandello. Il 26 all'Università La Sapienza il convegno nazionale pirandelliano, dove anche noi a Agrigento saremo presenti, ma poi fervono le iniziative, perché alle scuderie del Quirinale, d'intesa tra Casa Natale, Comune di Agrigento, che è stato un po' il facilitatore in questo senso, e via Bosio, che fu l'ultima casa di Pirandello, sarà allestita una bella mostra su Pirandello proprio alle scuderie del Quirinale e poi ci auguriamo di poterla portare ad Agrigento. Il 6 di luglio la visita del Presidente della Repubblica sul 150° di Pirandello, c'è già la traccia della visita con le iniziative che in quell'occasione faremo e nei prossimi giorni ve le preciseremo in maniera più dettagliata.